Abbiamo un'immagine che da lontano sembra un poco inquietante con questa barba, però è una storia meravigliosa. Si chiama Sadhu Sundar Singh, io non lo so se si pronuncia così. Allora, questa storia, la storia di quest'uomo è meravigliosa perché inizialmente diciamo che è una storia come tante, perché era un ragazzo ricco. Sapete che in India la popolazione è divisa in caste e lui apparteneva a una casta molto alta, molto ricca. Andava alla ricerca di un qualche cosa di potente, di spirituale, ed è stato incoraggiato dalla madre a frequentare questi centri spirituali. Ma dopo la sua morte lui è rimasto inappagato e andava sempre alla ricerca. Allora lo hanno iscritto, l'hanno fatto entrare in una missione evangelica, diciamo, presbiteriana, dove ha scoperto la Bibbia. Nel leggere la Bibbia è rimasto sconvolto e allora ha deciso di far bruciare tutte le Bibbie. Abbiamo qui davanti, questo in un'epoca recente, lui è nato nel 1889 ed è morto nel 1929, quindi un'epoca recente, non è 2000 anni fa, 1000 anni fa, che possiamo dire leggenda, storia e via discorrendo. È una storia affascinante perché lui si è comportato come Paolo. Paolo ha perseguitato i cristiani e lui perseguitava la Bibbia. Era proprio contro la Bibbia. Addirittura lui era convinto che la Bibbia era empia, anche perché voi sapete che lui apparteneva alla religione induista. Era stato allevato, cresciuto con quella morale. Però poi lui andava sempre alla ricerca di un qualche cosa di più forte, di più potente. E infatti un giorno ha iniziato a sfidare Gesù, dicendogli: se tu ci sei, se tu esisti, allora ti devi manifestare. Addirittura lo ha sfidato, mettendolo alla prova, dicendogli che si sarebbe suicidato appunto per raggiungerlo se lui non si fosse presentato, non si fosse manifestato. Cioè la sua sete di conoscere era così grande che era diventato anche pazzo sotto certi punti di vista, perché era diventato proprio profondo, perché voleva penetrare un segreto che per lui era grande, impenetrabile. Diciamo che dopo tanto ricercare, tanto cercare, finalmente Gesù è apparso nella sua stanza. È apparso come una grande luce. E lui è stato abbacinato, quindi abbagliato da questa potente luce. E ha sentito pure la voce di Gesù che gli diceva: perché continui a perseguitarmi? In un primo momento lui non ha creduto, perché pensava che era un dettame della sua mente, della sua filosofia. Però poi si è reso conto che Gesù era vivo, che Gesù era morto, sì, ma che era risuscitato, era vivo, era presente davanti a lui. Allora, tutto gioioso, tutto sorridente, tutto pieno di ardore, di amore, è andato dal padre e gli ha detto: papà, io cambio religione, io accetto Gesù nella mia vita, nel mio cuore. Il padre, scandalizzato, gli dice: ma come? Tu non eri quello che bruciavi le Bibbie? Ma tu sei pazzo, figlio mio. Ma come fai a cambiare religione? Tu non sei cresciuto con quella religione. Io amo Gesù, ha risposto Sadhu. Io amo Gesù e voglio seguirlo. E allora il padre lo ha buttato fuori nudo.
Qua vediamo una figura come quella di San Francesco. San Francesco si è spogliato lui stesso, mentre Sadhu è stato spogliato. Perché c'è un significato, aveva un significato particolare, quello che lo spogliavano della sua ricchezza. Veniva spogliato della sua ricchezza. E allora è andato fuori e ha avuto giustamente uno che era abituato a vivere negli agi, nel lusso. Ha dovuto affrontare pericoli, ha dovuto affrontare fame, freddo, ha dovuto affrontare tante cose, però l'amore di Gesù aumentava giorno dopo giorno, e talmente era innamorato che lui è diventato un grande missionario. Lui è andato in giro nel mondo per evangelizzare. E quando però è ritornato nel Tibet, lui là è stato perseguitato, è stato incarcerato ed è stato ucciso. Non si sa come è morto, però è morto giovanissimo, a 39 anni. Lo hanno ucciso, ma perché vi racconto questa storia? Perché lui nella sua prigionia componeva canti di lode e di adorazione. Nel suo carcere, nel suo dolore, nella sua persecuzione, nel disprezzo che gli hanno dato, lui adorava Cristo. Lui adorava la croce. Lui ha adorato la vita di Cristo, ciò che Gesù ha fatto per noi. Ha adorato il significato, ha adorato la parola, ha adorato tutto ciò che riguardava Gesù, e ne ha fatto veramente, ha fatto di ciò che Gesù gli ha insegnato, ha fatto la propria vita. Quindi ha trasformato, ha permesso che la sua vita si trasformasse in Cristo Gesù. Lui ha penetrato proprio il messaggio reale che Gesù ha voluto dare a noi. Lui lo ha accettato nel cuore, lo ha adottato e ha vissuto da vero cristiano, da vero figlio di Dio. Lui ha veramente rinnegato se stesso. Lui veramente ha preso la croce sulle spalle e ha seguito Cristo. Significa che lui ha cambiato la sua vita piena di agi, piena di lusso, piena di ricchezza, in una vita misera, in una vita povera, guardata dal punto di vista umano, ma ricca e potente e forte in Cristo Gesù. Noi invece che facciamo? Quando abbiamo un problema, quando noi siamo perseguitati, quando noi siamo nel carcere, quando siamo in prigione, noi accusiamo Gesù, ci lamentiamo di Gesù, distogliamo lo sguardo da Lui e guardiamo ai nostri problemi. E anziché migliorarci, anziché potenziarci, anziché fortificarci, ci indeboliamo, ci allontaniamo e dimentichiamo quello che Gesù ha fatto nella nostra vita. Non solo quello che ha fatto 2000 anni fa, ma quello che ha continuato a fare e quello che continua a fare nella vita di ogni giorno. Nella tua vita, nella mia vita, nella sua vita, nella nostra vita. E vi voglio leggere, dimenticavo, si dice pure che lui abbia avuto una moglie e abbia avuto dei figli. Praticamente talmente è stato perseguitato che gli hanno, proprio per sfregio, gli hanno ucciso i figli. Ma lui ha continuato a servire e seguire Cristo.
E talmente lo volevano proprio distruggere e fargli rinnegare quella fede che aveva adottato, la fede in Cristo, che gli hanno ucciso anche la moglie. Ma lui ha continuato a seguire Cristo. E si dice pure che andando al supplizio, non sappiamo di quale morte quale morte abbia avuto, ma si dice che andando al supplizio lui cantava un canto che aveva composto in carne. Una vicenda che lo coinvolge fu quando lui fu preso in un villaggio, fu legato ad un palo, spogliato completamente, e addosso gli furono attaccate delle sanguisughe. Quindi ha passato un momento abbastanza doloroso fisicamente, talmente doloroso che arrivato a un certo punto lui pensava che Dio l'avesse abbandonato. Dopo un po' però è andato a Cristo di nuovo e ha sentito una grande pace, talmente il Dio l'aveva toccato in quel momento che non sentiva più il dolore delle sanguisuga, e mentre era legato a questo palo cantava, esattamente come faceva Pietro in carcere. Lui si metteva a cantare, la gente lo prendeva in giro, ma in realtà qualcuno veniva toccato da questo canto e da questo suo modo di vivere la vita, nella gioia nonostante fosse nel dolore. Tant'è che è arrivato a un certo punto il governatore della zona aveva deciso di liberarlo, perché per il governatore della zona era meglio che lui fosse libero e preso per pazzo che piuttosto essere legato in quella situazione di pace e convertisse le persone. In quel momento lui stava convertendo le persone. Alcuni addirittura avevano ricevuto il messaggio in quel momento, e dopo che lui fu sciolto tante persone si convertirono grazie a lui. Il suo soprannome è il Paolo dell'India, perché ha convertito tantissime persone in India, e la sua vita ha molte analogie con la vita di Paolo. La vita di quest'uomo mi ha toccato profondamente. È una vita più reale, più recente rispetto a quella di Paolo. Io avevo sentito un canto, questo canto che più tardi adesso vi faremo ascoltare. Avevo sentito questo canto, sì. Poi così lo tenete a mente. Avevo sentito questo canto 2 anni fa nel convegno dell'Elim a Caserta. Forse l'avevo sentito negli anni passati, però non mi aveva detto niente questo canto. Però 2 anni fa mi ha toccato il cuore. Poi l'ho dimenticato, l'ho rimosso questo canto dal cuore completamente. Poi una mattina invece mi alzo con questo canto, con l'intonazione, diciamo, ma le parole proprio non me le ricordavo proprio completamente. Allora sono andata su YouTube, naturalmente ormai con questo YouTube sono andata su YouTube e sono andata a cercare questo canto e poi ho letto la storia che mi ha affascinato ancora di più. E ho voluto veramente trasmettere ciò che io ho vissuto, perché è una storia troppo bella, troppo toccante, non solo dal punto di vista umano, perché è un uomo dei nostri tempi che ci appartiene e via discorrendo, ma la storia che personifica l'opera grande che Gesù ha fatto. Questo canto ci deve prendere, perché lui tanto l'ha composto in carcere, ma mentre andava al supplizio cantava proprio questo canto, proprio per dire che nessuno mi può piegare, io seguo Cristo e altro non mi importa. Questo è il senso vero del canto.
deciso di seguire Cristo. Io ho deciso di seguire Cristo. Io ho deciso di seguire Cristo. Indietro no, non tornerò. Se nessuno viene con me, ancora lo seguirò. Se nessuno viene con me, ancora lo seguirò. Se nessuno viene con me, ancora lo seguirò. Indietro no, non tornerò. Il mondo lascio, la croce prendo. Il mondo lascio, la croce prendo. Il mondo lascio, la croce prendo. Indietro no, non tornerò. Ah, ah, A me commuove tanto comunque. Cioè, mi commuove tanto questo canto. Perché è brutto vedere il mondo ridotto così. C'è gente che muore per Gesù. Gesù stesso è morto per noi. E il mondo non capisce l'importanza di seguire Gesù, di accettare Gesù nel proprio cuore. E sta permettendo che il mondo vada alla deriva e l'umanità va alla deriva. E ciò veramente è brutto, perché non capisce veramente e vuole stare nell'ignoranza, vuole stare nell'egoismo. Gesù ha dato se stesso e molti uomini, molti missionari muoiono ogni giorno per il Vangelo di Cristo e non pensiamo che loro sono fessi, che loro sono cretini, che loro sono stupidi e tutti coloro che non rinnegano se stessi e rinnegano Cristo sono più intelligenti. No, non sanno a che cosa vanno incontro. Andranno incontro se non accetteranno Gesù ai supplizi eterni. E ciò Gesù non lo vuole. E Gesù sta permettendo veramente a molte anime di muoversi per sensibilizzare questa umanità spenta, questa umanità morta, questa umanità vera incredula. Sta mobilitando molte anime e 100 ne uccidono e 10.000 ne spuntano, perché questa è la potenza di Dio, perché il Figlio di Dio non tace, perché Gesù l'ha promesso, l'ha detto, la sua parola lo dice, che anche se loro taceranno io farò parlare le pietre. Amen. Quindi cerchiamo veramente di sensibilizzarci
Cerchiamo di guardare alla croce, di guardare a Gesù, non guardare sempre i nostri guai, i nostri problemi. Questa vita è di passaggio. Sentiamoci beati perché siamo in Cristo Gesù. Sentiamoci beati e coloro che ancora non hanno accettato la chiamata, mi dispiace, che l'accettino al più presto questa chiamata, per sentirsi in pace con Gesù e al sicuro con Gesù. Vogliamo leggere Giovanni 3 al versetto. Chi crede nel Figlio ha vita eterna. Chi invece rifiuta di credere al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio rimane su di lui. Giovanni 3, versetto 15. Affinché chiunque crede in Lui non perisca, ma abbia vita eterna. In un'altra traduzione, noi leggiamo sempre Giovanni 3, 36. Chi crede nel Figlio ha vita eterna, ma chi non ubbidisce al Figlio non vedrà la vita, ma l'ira di Dio dimora su di lui. Allora, cosa vi vogliamo dire con questi versetti? Andando sull'esempio di questo uomo di Dio, Sadù, noi vediamo la ricerca. Quest'uomo era affannosamente con questo desiderio di Dio. Lui era continuamente alla ricerca di Dio. Quindi ha cercato Dio e Gesù si è manifestato nella sua vita. Lui ha ubbidito, lui ha creduto e ha ubbidito alla sua parola, portando in giro il Vangelo di Cristo, evangelizzando i luoghi dove lui andava. Quindi ci devono essere per forza queste 3 fasi nella nostra vita e nella vita di chi veramente vuole essere con Gesù e vuole essere salvato. La ricerca di Gesù, la ricerca di Dio, accettare e credere in Gesù Cristo, Figlio di Dio, venuto sulla terra per opera dello Spirito Santo nel seno virginale di Maria, fatto uomo per la nostra salvezza, morto e risorto il 3° giorno, sempre per la nostra salvezza. E ubbidire alla sua parola. Se noi crediamo semplicemente che Gesù è venuto sulla terra e quando abbiamo tempo pensiamo a Lui e quando abbiamo tempo preghiamo e quando abbiamo tempo leggiamo, noi non siamo completi. Continueremo a vivere una vita spenta, una vita nell'ignoranza, una vita senza conoscenza e allo sbando, con un piede a destra e uno a sinistra. Andremo avanti zoppicando e non potremo godere delle meraviglie che Dio ha in serbo per chi ubbidisce alla sua parola. Cioè Gesù ha parlato chiaramente. Chi crede nel Figlio ha vita eterna, ma chi non ubbidisce. Quindi il credere deve essere seguito dall'ubbidienza. Io non devo solo credere che Gesù è venuto sulla terra, io devo ubbidire alla sua parola. E molti invece fanno che credono che Gesù è venuto sulla terra, ma non ubbidiscono alla parola. Tant'è che quando noi parliamo della parola della Bibbia, ci prendono per testimone di Geova, per un'altra religione, per evangelici, per protestanti e via discorrendo. Ma Gesù non è venuto sulla terra per portare una religione. Gesù è venuto a chiamare, a sanare, a salvare, a guarire, a liberare. Gesù è venuto a dare il suo pane benedetto, la sua parola,
a darci la sua acqua benedetta, la sua parola, mossa dallo Spirito Santo. E senza la sua parola e senza l'ubbidienza alla sua parola, noi continueremo a vivere da morti in questo mondo. Non ci illudiamo. Il credere deve essere seguito dall'ubbidienza. Io devo ubbidire a tutto ciò che Gesù ha detto, a tutto ciò che Dio ha detto, a tutto ciò che i profeti mossi dallo Spirito Santo hanno detto. Io devo credere che quella è parola di Dio, non è parola umana, non è invenzione umana. È lo Spirito Santo che ha scritto la Bibbia, è lo Spirito Santo che si è servito di uomini per scrivere la Bibbia, per scrivere questi libri, per scrivere la parola di Dio. Sono stati dei tramiti, gli uomini, i profeti, e ci hanno annunciato le cose di Dio. E quando noi non ubbidiamo alla parola, o pensiamo che quella parola viene mossa dall'uomo, da un'invenzione umana, noi cadiamo nell'errore. E l'incredulità ci permetterà di stare lontani da Dio. E ci permetterà l'incredulità di non ottenere niente da Dio. E ci permetterà di vivere una vita nell'inganno. E il diavolo seduce e inganna molti uomini, tant'è vero che l'umanità giace nelle tenebre, è sottomessa dalle tenebre, perché è mossa dalle tenebre. Noi pensiamo che molte persone vivono bene, anche se non hanno Gesù, ma non è così. Noi siamo ricchi. Noi siamo figli di Dio. Tutti coloro che sono mossi dallo Spirito Santo sono figli di Dio. Tutti coloro che hanno preso, veramente hanno innalzato la bandiera della parola di Dio, sono figli di Dio, sono salvati. L'uomo non viene salvato dalle opere. Le opere lo precederanno sicuramente e daranno un attenuante, ma la salvezza proviene dal credere e dall'ubbidire. Quindi se io non ubbidisco a quello che Gesù mi dice e non faccio quello che il Signore mi dice, io sono una credente a metà e non godrò mai dei benefici che Dio ha riservato per me. Dio non permetterà che tutte le promesse si sciolgono, vengono sciolti su coloro che non credono, non gli ubbidiscono. L'ubbidienza deve accompagnare la fede in Gesù. Molti dicono: ma io ho fede in Gesù, e io ci credo che hanno fede, ma poi vivono una vita ribelle, disorganizzata, disorientata, confusa, una vita per conto proprio, secondo le proprie comodità, secondo le proprie logiche. All'inizio infatti ci è stato detto dal Signore attraverso Tanina di cambiare mentalità. Rinnegare significa questo, cambiare mentalità. Noi dobbiamo cambiare, dobbiamo veramente spezzare il legame con la nostra vecchia mentalità. Noi dobbiamo assumere la mentalità di Cristo per essere come Cristo sulla terra, perché solo così noi possiamo fare la differenza. Ma se noi ci conformiamo all'atteggiamento, al modo, alla moda, al modo di essere di questo mondo, ai pensieri di questo mondo, noi non potremo né vedere né cambiare il mondo, perché i primi noi saremo adeguati al mondo, o no? Mentre se tu fai la differenza, se io faccio la differenza, se tutti quanti noi facciamo la differenza, certo che quell'uomo solo, Sadù, col suo modo di vivere, con la sua fermezza, col suo voler andare avanti, costi quel che costi, col suo voler rinnegare la sua vita del passato e accettare la croce, ha permesso la salvezza di villaggi e villaggi. Questo noi dobbiamo portare avanti. Il figliolo di Dio non si deve spaventare dalle avversità, dalle persecuzioni, dalle derisioni, da chi non capisce
Anzi, noi dobbiamo avere compassione perché non comprendono. Loro pensano che noi siamo nella via sbagliata, ma loro non sanno che se non accettano, se non si affrettano ad accettare Gesù Cristo nella propria vita, i primi saranno loro a cadere, ma non perché noi lo vogliamo, ma non perché Dio lo vuole, ma perché è la caparbietà umana, la mentalità umana, l'ignoranza umana che detta questo modo di vivere. E allora noi come Sadhu dobbiamo veramente ogni giorno cantare questo al Signore e cantare questo nel nostro cuore e dimostrare con i fatti questo, che accettiamo la croce, che rinneghiamo noi stessi, che seguiamo Cristo, che amiamo Cristo. E anche se gli altri non ci vengono dietro, non importa, noi dobbiamo andare avanti, non possiamo farci scalfire o scoraggiare dalle circostanze. Noi dobbiamo perseguire Cristo, perché quella è la nostra salvezza, quella meta è la nostra salvezza. Amen? E tu sei convinto di questo? Sei a questo punto o ancora devi arrivare a questo punto? Qualcuno dice abbiamo oltrepassato, e gloria a Dio. E noi così dobbiamo fare, dobbiamo vivere in questo mondo secondo l'amore di Cristo, secondo la parola di Cristo, secondo l'esempio di Cristo e secondo l'esempio di tutti coloro che imitano Cristo, morendo per Cristo. Amen. Amen. Siccome questo discorso sulla croce, Antonietta l'ha avuto nel cuore, credo un paio di settimane fa, questo canto, 2 o 3 settimane fa. Nello stesso periodo anche io ho avuto questa cosa per quanto riguarda la croce, di parlare della croce, perché penso che sia un argomento importante e soprattutto perché ha un significato spirituale la croce che non va sottovalutato. Non è solo una questione di morire alla croce, di morire in Cristo Gesù, risorgere in Cristo. Io ho pensato a Sadhu, ieri abbiamo deciso di fare questa predicazione insieme perché Sadhu rappresenta un po' il cristiano nei suoi vari passaggi. In merito a questo mi ha ricordato molto Pietro, ma anche Giovanni. E se vogliamo possiamo andare a leggere Luca 22 dal versetto 54. Dopo averlo catturato, Gesù lo portarono via e lo condussero nella casa del sommo sacerdote e Pietro seguiva da lontano. Quando essi accesero un fuoco in mezzo al cortile e si posero a sedere attorno, Pietro si sedette in mezzo a loro. Una serva lo vide seduto presso il fuoco, lo guardò attentamente e disse: anche costui era con lui. Ma egli lo negò, dicendo: donna, non lo conosco. Poco dopo lo vide un altro e disse: anche tu sei di quelli. Ma Pietro disse: o uomo, non lo sono. Passata circa un'ora, un altro affermò con insistenza, dicendo: in verità anche costui era con lui, perché è Galileo. Ma Pietro disse: o uomo, non so quello che dici. E subito, mentre ancora parlava, il gallo cantò. E il Signore, voltatosi, guardò Pietro. E Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto: prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. Allora Pietro uscì fuori e pianse amaramente. Mitico Pietro, come è uno dei miei personaggi preferiti, non tanto perché era un uomo che era vicino a Dio, vicino a Cristo, ma più per le sue debolezze. Era un uomo dove si vede la sua umanità e la sua debolezza. Una di queste sue debolezze è stata quella di non seguire Gesù nel percorso che lo ha portato alla croce. Possiamo addirittura notare che con insistenza lui aveva detto a Gesù: io morirò con te se necessario, e poi alla fine invece diciamo che è parente del gallo che ha cantato, è stato un pollo. Amen. Pietro è stato un pollo, ha avuto paura e si è apparentato con il gallo che ha cantato.
Vi voglio leggere un altro brano che si trova in Giovanni 19, dal versetto 25. O presso la croce di Gesù stava sua madre e la sorella di sua madre, Maria di Cheopa e Maria Maddalena. Gesù allora, veduta sua madre e presso di lei il discepolo che egli amava, disse a sua madre: Donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quel momento il discepolo l'accolse in casa sua. Versetto 32. I soldati dunque vennero a spezzare le gambe al primo e poi all'altro, che erano crocifissi con lui. Ma, arrivato Gesù, come videro che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati gli trafisse il costato con una lancia, e subito ne uscì sangue ed acqua. Colui che ha visto ne ha reso testimonianza, e la sua testimonianza è verace. Ed egli sa che dice il vero, affinché voi crediate. Qua invece guardiamo un altro personaggio, Giovanni, che al contrario di Pietro è sotto la croce, è l'unico degli apostoli che è sotto la croce, ma tra i due c'è una differenza che possiamo notare in noi, come possiamo notare in qualsiasi altro figliolo di Dio. La prima cosa che noi cerchiamo quando andiamo a Cristo non è la croce. Non è la croce, noi seguiamo Gesù perché abbiamo bisogno di qualcosa nella nostra vita. Pietro si è fermato fuori dalla croce, è rimasto nel cortile e vedeva Gesù. Noi leggiamo al versetto 61 di Luca 22, e il Signore voltatosi lo guardò Pietro, quindi si vedevano in faccia. Ma Pietro ha preferito stare davanti al fuoco, a ricevere una luce che non era spirituale, a ricevere un calore che non era spirituale. Ci siete? Pietro ha avuto paura davanti a quel fuoco, non ha ricevuto la luce, perché se era luce di Cristo avrebbe vinto quella paura, avrebbe vinto quel momento, sarebbe andato incontro anche lui se era necessaria la sua morte. Amen. Fateci caso invece che Giovanni ha rinunciato a quel fuoco. Giovanni è andato fin sotto la croce, ha rischiato la sua vita e invece l'ha salvata. Non solo ha ricevuto un dono che era la madre di Gesù, diciamo così, ha ricevuto una grazia da parte di Cristo, gli ha detto ecco tua madre, ecco tuo figlio, ma ha ricevuto anche acqua e sangue, ha ricevuto liberazione, ha ricevuto una visione magnifica. Sotto la croce c'è Cristo che ci dà rivelazione, ci dà coraggio, ci dà forza. Saddu era uno di questi, aveva capito il valore della croce. Era meglio stare sotto la croce come Giovanni che stare davanti a un fuoco come Pietro. Amen. Cristo ci chiama a stare sotto la croce, ma perché sotto la croce c'è coraggio, c'è rivelazione, c'è forza, c'è abbondanza, ci sono doni sotto la croce. Davanti al fuoco invece, al fuoco umano, al fuoco fatto di opere umane, c'è paura, c'è tremore, c'è tormento. Pietro, arrivato a un certo punto, riconosce, guarda Gesù, non riceve liberazione in quel momento, riceve dolore. Amen. C'è un altro brano che vi voglio leggere, che si collega a questi, che si trova in Atti, capitolo 2. La Pentecoste. Come giunse il giorno di Pentecoste, essi erano tutti riuniti con una sola mente nello stesso luogo, e improvvisamente venne dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffiava e riempì tutta la casa dove essi sedevano, e apparve loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e andarono a posarsi su ciascuno di loro. E così furono tutti ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. Amen. Qua c'è un altro tipo di fuoco. Qua c'è un altro tipo di luce, di rivelazione. Pietro abbandona il fuoco del cortile del sommo sacerdote per recuperare il fuoco che scende dal cielo. Amen. Quello di Pietro e quello di Giovanni sono due percorsi completamente diversi, ma Giovanni ha dato un senso alla sua vita, ha operato in maniera diversa, ha avuto una visione diversa rispetto a Pietro. Se voi ci fate caso, Giovanni era quello che era innamorato, così innamorato di Gesù che ha rischiato la sua vita per arrivare sotto la croce. Si è messo in gioco. E paradossalmente nella storia Giovanni
dà di più rispetto a Pietro. Ora noi non sappiamo bene come siano andate le cose, ma noi sappiamo che Giovanni è morto di morte naturale. La sua evangelizzazione è stata la più lunga rispetto a tutti gli altri apostoli. Tutti gli altri apostoli sono morti tutti prestissimo, alcuni e tutti sono morti martiri, tranne Giovanni. Giovanni ha avuto le più grandi rivelazioni della storia del nostro futuro, ha ricevuto la rivelazione nell'Apocalisse degli ultimi tempi. Giovanni ha avuto un cuore così aperto sotto la croce da ricevere l'acqua e il sangue di Cristo dentro di lui spiritualmente, così in maniera così forte, così decisa, che per tutta la sua vita lui ha avuto quella visione ed è andato avanti per quella visione e ha ottenuto per quella visione. Pietro invece si è rivelato, anche dopo che ha ricevuto lo Spirito Santo, ancora una persona zoppa, che ancora non aveva capito il senso della sua vita, o meglio non l'aveva capito nella pienezza. Quando poi lui ha avuto la necessità di più rivelazione, più volte lo Spirito Santo dimostrargli qual era la sua volontà, qual era la volontà di Dio. Giovanni invece è andato spedito. Ora non è che io preferisco Giovanni o Pietro perché abbiano avuto rivelazioni diverse, ma le due vite ci raccontano due episodi, queste due storie, queste due circostanze ci raccontano due storie che si uniscono in Cristo ma che navigano in maniera diversa. Ci siete? Giovanni ha avuto la grazia di stare sotto la croce, che non è stato un segno di maledizione per lui, è stato un segno di benedizione per lui. Pietro invece, che era al calduccio davanti a un fuoco, in compagnia, ha ricevuto una maledizione. Se vi ricordate, Pietro ha dovuto correggere un pochino il tiro. Quando Gesù gli è apparso gli ha detto per 3 volte: mi ami tu? E la terza volta Pietro: sì, ti amo, sì Signore ti amo. E la terza volta era stressato, disse: Signore tu lo sai che io ti amo. Grazie. Dopo che è risuscitato, no? Se Gesù comparisse a noi in questo momento all'improvviso, saremmo di un'emozione incredibile. Sotto la croce non penso che avremmo avuto questa emozione, tranne Giovanni. E Saddu ha fatto lo stesso percorso, ha conosciuto Cristo, lo ha rinnegato, bruciava le Bibbie, arrivato a un certo punto gli compare Gesù e capisce il senso della croce, capisce che cosa vuol dire morire, ma non la sua morte, la morte di Cristo, e capisce quanto è importante stare sotto la croce come lo era Giovanni. Amen? Quindi la nostra visione deve essere la croce, non il fuocherello nel cortile, dove c'è anche Gesù, ma siamo lontani dalla luce di Cristo, noi siamo nella luce del mondo, tra virgolette. Sotto la croce invece siamo illuminati da Cristo e poi riceviamo lo Spirito Santo. Pietro ha dovuto trasformare il fuoco del mondo e ricevere il fuoco dello Spirito Santo. Pietro ha avuto questa esperienza diversa da Giovanni, cioè ha sperimentato il fuoco del mondo, che era paura, che era angoscia, che era dolore, e poi ha sperimentato il fuoco dello Spirito Santo, che invece era forza. Dopo aver ricevuto lo Spirito Santo, gli apostoli si sono riempiti di coraggio e hanno pronunciato e hanno proclamato la parola di Dio con fermezza, con franchezza. Amen? Sono due percorsi diversi, ma io credo che sia importante stare più sotto la croce che fare l'esperienza del mondo, del fuoco del mondo. Una volta una ragazza mi disse che il suo obiettivo era nella vita fare più esperienze possibili, e tra queste ce n'erano alcune anche che erano negative, e allora io gli ho detto: ma dov'è scritto che devi fare tutte le esperienze? Perché dobbiamo fare tutte le esperienze? Non è vero che dobbiamo fare tutte le esperienze. Possiamo fare le esperienze che sono necessarie alla nostra crescita, ma quelle che ci distruggono non sono necessarie? No. Perché? Amen? Alleluia, grazie Signore. Mentre il coro si avvicina, ci prepariamo per cantare di nuovo questo canto. È semplice, lo cantiamo insieme.
Facciamo questo canto come se fossero le nostre parole, per proclamare davanti a Dio e davanti ai demoni che noi abbiamo accettato Cristo e che noi vogliamo seguire e servire Cristo. Amen. Siamo convinti di questo, perché se siamo qui è per questo motivo, no? Siamo qui per seguire Cristo. Siamo qui per accettare la croce. Significa rinunciare alle nostre mentalità umane e accettare l'unica e vera mentalità cristiana, che è quella di Cristo Gesù. Amen. Da capo. Io non